Bene. Buongiorno a tutti. Ho il piacere di darvi il benvenuto a nome dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Il vostro convegno appunto si svolge nella sala delle conferenze dell'Accademia. L'Accademia è onorata di avervi qui e spera anche in possibili future collaborazioni assieme a questa associazione di cui presidente è Michele Trenti, che è anche un nostro accademico, tra l'altro. Nell'Accademia non abbiamo molti, diciamo, musicologi o esperti di musica, però ce ne sono alcuni significativi. Uno è appunto Michele Trenti, l'altro è Borgonovo, il presidente della GOG, e l'altro è Raffaele Mellace, che è docente all'Università di Genova. Abbiamo anche qualche altro docente che si occupa di aspetti musicali. Niente, vi auguro un buon lavoro, spero che sicuramente andrà tutto bene e vi lascio la parola alla Presidente. No, allora io al Presidente. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata di studi che diciamo continua una tradizione che il Centro Paganini, nato nel 2020, centro che ha come compito essenzialmente di portare avanti gli studi e la ricerca su Niccolò Paganini dopo il periodo di alcuni anni dell'Istituto di Studi Paganiniani. Questo mancava a Genova. Anche grazie alla collaborazione del Comune siamo riusciti a mettere di nuovo insieme, e grazie così anche alla convinzione e perseveranza di Roberto Iovino, che ne è il direttore, questo centro Paganini. A me compete solo portare i saluti e ringraziare appunto intanto i padroni di casa, quindi l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, la Società Italiana di Musicologia, che ha conferito il patrocinio a questa iniziativa. Siamo nell'ambito della Genova Capitale Italiana del Libro, quindi questo evento fa parte del programma di attività che si svolgeranno in tutto il 2024. Infine questo evento è anche patrocinato da European Paganini Route, che è un itinerario culturale europeo che ha diciamo aderenti in tutta Europa e ha la sede però qui a Genova. Io ringrazio tutti questi soggetti, vi auguro una buona giornata interessante. Si parlerà naturalmente di Paganini e del libro, e cedo la parola a Roberto Iovino. Eccoci. Due parole di introduzione, intanto di ringraziamento all'Accademia Liguri di Scienze e Lettere che ci ospita, e il professor Pestarino, che ha introdotto da padrone di casa, ha auspicato, e noi siamo felici che questo possa avvenire, che ci sia in futuro una collaborazione tra l'associazione, il centro e l'Accademia, e quindi diciamo pensiamo a questo come un punto di partenza per un'attività che poi avremo modo di studiare e di approfondire in un prossimo futuro. Ringrazio la Società Italiana di Musicologia che da quando è nato il centro ogni anno ci assicura il suo patrocinio e il suo aiuto, e ringrazio naturalmente tutti i relatori che hanno accettato con entusiasmo di partecipare a questo incontro. Ringrazio anche Danilo Profumo, che è qui, e Flavio Menardi, che è in sala, che si alterneranno a condurre le due sezioni della giornata. Consentitemi un pensiero affettuoso alla amica e componente del comitato scientifico del centro, Anna Sorrento, che avrebbe dovuto essere qui e che è stata colpita da un gravissimo lutto proprio ieri. Il nostro pensiero più affettuoso va a lei. Il centro, è stato detto, è nato nel 2020. Lo scopo del centro, che è una emanazione degli amici di Paganini ed è nato grazie a un accordo con il Comune di Genova, è quello di favorire la conoscenza
e l'approfondimento della figura di Paganini sul piano umano e sul piano artistico, naturalmente, colmando quel vuoto che era stato lasciato dalla chiusura dell'Istituto di Studi Paganiniani. All'interno del sito del centro è stata creata una biblioteca digitale in cui mettiamo piano piano documenti paganiniani che sono messi a disposizione naturalmente di tutti coloro che possano essere interessati all'argomento. Cito fra i documenti che ci sono già il catalogo tematico delle musiche paganiniane a firma Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento, l'aggiornamento del catalogo stesso, tutti i quaderni di studi dell'Istituto Paganiniano, altri dei manoscritti paganiniani che abbiamo potuto digitalizzare grazie a una convenzione con la Biblioteca Casanatense di Roma. Questo l'abbiamo realizzato alcuni mesi fa e speriamo che questa collaborazione con la biblioteca possa andare avanti ancora in un prossimo periodo. Nei prossimi giorni avvieremo la pubblicazione graduale dei programmi dei concerti tenuti da Paganini in Italia e in Europa nella sua lunghissima carriera. Un'operazione molto lunga e molto complessa. Ringrazio il presidente onorario Enrico Volpato che ha avviato questo lavoro con noi. Ma che credo possa essere interessante anche per andare a scoprire concerti di cui magari non si hanno ancora piene notizie, e spero che piano piano vengano fuori anche notizie più, diciamo, inedite e nuove. Eh, Tutti gli anni il centro organizza una giornata di studi o un convegno internazionale, questo proprio è un appuntamento a cui teniamo e che si ripete dal 2020 ad oggi e come ha anticipato Michele Trenti, la giornata di oggi si è inserita nel progetto di Genova Capitale Italiana del Libro, e questo ci ha portato a questo titolo, l'editoria paganiniana tra passato e futuro. Avremo le due sezioni, mattina e pomeriggio. Naturalmente pubblicheremo gli atti o in PDF sul sito o cartaceo, adesso vedremo, finanze permettendo. Come sapete, le associazioni hanno sempre i problemi di dover fare i conti con il loro bilancio, ma insomma ce la faremo anche quest'anno come ce l'abbiamo fatta negli anni passati. Mi taccio perché sono stato anche troppo lungo, lascio la parola a Danilo che così conduce la prima parte della giornata. A tutti buon lavoro e buon ascolto. Bene, benvenuti a tutti. Io presiederò la prima sessione, che è una sessione ricchissima, ricchissima di interventi di estremo interesse. Quindi rimanete perché quindi ci saranno sicuramente degli interventi di grande interesse, il primo dei quali è di Francesco Passadore. Devo presentare Francesco Passadore, è un piacere per me presentarlo perché è un vecchio amico, è un musicologo di grande statura, è stato per 2 mandati presidente della Società Italiana di Musicologia e quindi già questo ho detto tutto. Ho una bibliografia sterminata e quindi è uno studioso veramente che sono felice di aver, sono io in prima persona di averlo coinvolto in questa iniziativa. Ci parlerà Francesco Passadore della prima biografia italiana, di una delle prime biografie, anzi monografia italiana su Paganini, il Paganini di Maria Omeri Tibaldi Chiesa, che per molti anni è stato uno dei testi più consultati dagli studiosi paganiniani. Ne sentiremo delle belle, quindi invito Francesco Passadore a venire qua a raccontarci quello che ha scoperto e ha trovato moltissime cose interessanti.
Buongiorno a tutti, grazie. L'amico Danilo ha creato delle aspettative che sicuramente non riuscirò a soddisfare. Questo mio intervento nasce da una commissione apposita di Danilo che via via mi ha espresso delle sue curiosità. Vorrei sapere questo, mi piacerebbe conoscere quello, ma chi è quella persona? Quindi è un lavoro a quattro mani, in realtà è un coautore, anche perché ha avuto la benevolenza qualche giorno fa di leggere i miei strafalcioni e di dire sì, dai, li puoi anche presentare, speriamo bene. Ecco, il titolo esatto sarebbe questo e vedrete perché il cognome della chiesa non va col trattino, tanto per collocarla. Quindi parleremo molto meno di Paganini, ma molto di più di altre cose che sono afferenti. Mary Chiesa è vissuta fra l'896 e il 968, tanto per collocarla, ed è stata una figura significativa e importantissima non solo nell'ambito della musicologia per l'epoca, ma anche della politica e della cultura. Ma vale la pena di sapere da dove proviene, chi era la sua famiglia. Eugenio Chiesa, il padre, 863-930, era ragioniere titolare di una ditta di giocattoli. Fu un fervente mazziniano, antifascista, uno dei più accesi oppositori di Mussolini e impegnato sul fronte politico militando nelle fila del Partito Repubblicano Italiano, del quale fu uno dei fondatori. Beh, dopo mi darà l'altra immagine. Fu uno dei fondatori entrando in Parlamento poi nel 904 con la 22esima legislatura e rimanendoci fino al 926 quando fu costretto a emigrare, a scappare in Svizzera e poi in Francia, poiché venne accolta la mozione di Augusto Turati per cui lui e gli altri 122 deputati persero l'immunità parlamentare e quindi erano tutti in pericolo. Fu il primo ad accusare Mussolini, allora presidente del Consiglio, di complicità nell'assassinio di Matteotti. Nella seduta del 12 giugno del 24 alla Camera dei Deputati, a 2 giorni dal rapimento, Chiesa provocò l'odio di Mussolini nei suoi confronti con questa interrogazione: risponda il capo del governo, risponda, tace, è complice. Mussolini se ne va dopo poco senza guardarlo in faccia, bofonchiando: fra me e Chiesa da oggi i conti restano aperti. Sono testimonianze, memorie del deputato e della figlia. Quindi personaggio irruente che non le mandava a dire nessuno. Addirittura si trovò nel 909 coinvolto in una situazione tragicomica di dover affrontare in pochi giorni 5 duelli. E aveva proposto una interrogazione al ministro della guerra in merito al supposto ruolo di prostituta e spia filo-austriaca della giovane e bella Anna Eleonora Füssli, vedova del ricco famoso barone Werner Hermann von Siemens. Siemens, sapete che famiglia è, e della sua frequentazione con alcuni generali italiani, fra cui il generale Tancredi Saletta e Luigi Fecia di Cossato, col quale poi la signora giovane convogliò a nozze nel 910, 68 anni lui, 36 lei. Nella medesima interrogazione Chiesa accomunava la Füssli, scusate, la duchessa Eugenia Litta Visconte Erese, già amante o ha avuto delle relazioni abbastanza ravvicinate con Vittorio Emanuele II, Napoleone III, Marco Praga, Rigo Boito e Umberto I, assassinato poi a Monza. Non gli ha portato bene questa cosa. Quindi l'onore da difendere. Ecco, questo, vedete. Ah, sì, scusa. Ecco. Quindi dovete sostenere questi duelli, in realtà con poco o nulla spargimento di sangue. Dapprima avete 2 duelli con il generale Prudente, se può passare l'altra. Ah, scusa. No. Ecco, questa è la figlia, è Mary, a sinistra. No, sì. Scusa. Lucia Cantù, scusate, la moglie Lucia Cantù, scusate. Ecco la foto del duello con il generale Prudente. Chiesa è di schiena, ha la sciabola con protezione, naturalmente, con guanto.
Chiesa non aveva mai impugnato una qualsiasi arma in tutta la sua vita. Perse questo duello per ferite banali, ma vinse l'altro contro l'altro generale che ho citato prima. Quindi avrebbe dovuto battersi contro i due generali, poi contro l'onorevole Morando, poi il duca Pompeo Lita e poi anche un figlio del Fischli. Tutto si risolse, gli altri tre non si tennero, ma la cosa venne seguita all'epoca dal Corriere della Sera venne coperta la notizia, come dicevo, da parte di Guelfo Civinini, che è uno dei librettisti delle Fanciulle del West di Puccini. E a questo proposito può andare... dai. Ecco, questo libro del 2020, l'autore lo conoscete, un bravissimo giornalista, è un romanzo, ma fondato su dati ben precisi, è dedicato proprio a questo duello, riporta dati, riferimenti, è leggibile, è spassosissimo, perché vi sono anche poi delle parti romanzate, ma vi sono i dati precisi. È uscito nel 2020. E poi, per non farsi mancare niente, nel 24 Chiesa sostenne e vinse un altro duello, quello contro il generale fascista, console della milizia, Tullio Tamborini. Ecco, visto che siamo a Genova, si parla di violini, è curioso notare come in questo contesto abbia un ruolo anche un violino, il celebre Stradivari Marsic 1715, attualmente presente nella collezione Fulton. Con questo strumento il barone von Siemens si presentò a casa al primo incontro della giovane baronessa che poi sposò, e insieme suonarono, lui suonò con questo strumento. Dopo la morte del marito, lei nel 1904 vendette il violino. Ecco, quindi un personaggio del genere ebbe un ruolo importante nella figlia, se la portava anche agli interventi parlamentari, quindi lei è vissuta nella politica. La madre di Mary, che avete visto prima, Lucia Cantù, proveniva da una famiglia islandese e indirizzò le letture infantili della figlia verso il genere fiabesco e fantastico del nord Europa. Alla figlia venne imposto il nome di Mary anziché Maria, si sa che poi in epoca fascista si normalizzava in italiano, in memoria della nonna paterna nativa di Chicago, su suggerimento della pianista Fidelia Dinsmore, moglie del mazziniano e federalista Dario Papa, legato da grande amicizia a Eugenio, che nutriva una grande ammirazione per il modello statunitense e il pensiero di Carlo Cattaneo. Mary poi adottò, appena sposata, il nome del marito, Nilo Tibaldi. Ecco perché Tibaldi Chiesa non va col trattino. E l'ha sempre usato. Il ridentista, lui volontario nella prima guerra mondiale negli Alpini, poi come pilota aviatore. Si sposarono il 10 novembre del 19 a Carrara, pochi mesi dopo aver conseguito la laurea lei, infatti il padre non gli ha dato il permesso di sposarsi fino a che non si laureava, e purtroppo dopo pochi giorni perse la madre. Ecco, lei non capisco se sia un maschio o femmina, forse con la primogenita che chiamò Lucia come la madre, o con Felice, il secondogenito, che poi perse in giovane età perché circa undicenne, perché colpita da meningite. Fortunatamente l'altro figlio si salvò, quindi periodo abbastanza fastidioso per il personaggio. Fu la prima donna eletta nell'ambito del Parlamento repubblicano italiano e ricoprì incarichi parlamentari come membro della sesta commissione istruzione e belle arti, quindi del 49 al 53. Si dovrà attendere il 1976 per avere un'altra donna repubblicana in Parlamento, Susanna Agnelli. L'impegno politico della Chiesa, vado velocemente, vorremmo noi avere ancora dei politici del genere. Si combatté per il raggiungimento dell'emancipazione femminile come fattore di progresso, la difesa dei diritti umani, l'abolizione della pena di morte, l'indipendenza dei popoli oppressi, il miglioramento delle condizioni operaie e la tutela dell'infanzia. Fu mondialista, europeista, considerava indispensabile il disarmo per giungere alla cooperazione fra le nazioni. Fu un'antesignana nell'intuire l'importanza dello sfruttamento dell'energia solare e dell'energia nucleare, per scopi pacifici naturalmente, e poi concluso il suo incarico parlamentare proseguì comunque il suo impegno. Eccola. In un caso
a sinistra spiega come e perché ha la sua carriera politica, e in altro caso la vedete in queste posizioni. Ecco, qui voi trovate questi libri che ho trovato, mi è costato meno acquistarli in internet che non andare in biblioteca a consultarli. In quello di sinistra, 1927, l'ho scritto nel 25, pubblicato poi in altre sedi, racconta la sua biografia fino all'età di 17-18 anni, fino a che non divenne, si ammalò gravemente, divenne un'altra donna. Adesso dice alla fine, non vi posso più raccontare di Cicci, come la chiamavano, non c'è più, sono un'altra donna. E sono un sacco di notizie. L'altro, vedete, le memorie di Chiesa scritte dalle figlie, neanche si firmano quasi, dalle figlie, è un tomo di 300 pagine, e lì si trovano tutte queste testimonianze. Ecco, le informazioni politiche le troviamo su due libri recenti, 2014-2018, del medesimo autore. Ecco, lei nello spazio fra il 28 e il 48 ha scritto un'ottantina di libri, fra l'11 e il 66 oltre 150 testi di narrativa, libri per l'infanzia. Io stesso ricordo di aver letto I figli del capitano Grant nella sua traduzione. Traduzioni di romanzi per ragazzi, libretti d'opera, testi poetici per musica, biografie pubblicati poi dalle più importanti case editrici. E fra questi abbiamo anche, ecco, poi scrisse un opuscolo di 20 pagine in cui racconta la sua vita politica, come ha fatto, ecco, il padre, e poi per capitoli i vari argomenti che ha affrontato nella sua vita. È un opuscoletto di 20 pagine che ho avuto da Torino, mi hanno fatte velocemente le riproduzioni. Non c'è neanche indicazione editoriale, anche se si sa. Ecco, sono gli argomenti che... Fra le varie pubblicazioni vi sono anche alcune monografie, come voi ben sapete, dedicate ai musicisti, dedicate, eccole qua, se non sbaglio, a Schubert, a Bloch, Mussorgsky. Immaginate a quell'epoca una monografia su Bloch, a quanti potesse interessare, come potesse essere realizzata. Mussorgsky, Liszt, Cimarosa, Paganini, Tchaikovsky, e poi fra i molti testi tradotti anche la vita di Chopin di Liszt del 49. Pubblicate tutti da Paravia, Bloch, mentre da Garzanti, già Treves, di altre edizioni. In realtà lei ha cominciato a pubblicare all'età di 11 anni con lo pseudonimo Miriam. Pubblicava racconti sul giornalino della domenica di Luigi Bertelli, in arte Vamba, su suggerimento del parlamentare e futuro presidente del Consiglio Luigi Luzzatti, amico di famiglia dei Chiesa. Mary morì nel 68 e sul periodico Il Pensiero Mazziniano, che trovate in rete, venne pubblicata una splendida memoria, partendo prima dal suo impegno musicale, poi quello politico, e poi con una notevole e interessante nota biobibliografica che presenta le sue cose. Arriviamo finalmente a Paganini. Ho notato che in questa sconfinata bibliografia ci sono ben 5 pubblicazioni dedicate a lui nel 1830, cioè quando è al massimo della fama. Poi una nel 31, una nel 32. Del 30 esce la sua autobiografia che aveva dettato a Lichtenthal 2 anni prima, e poi tradotta immediatamente nelle revue musicali. Le prime 4 biografie sono in tedesco, quindi 2 in francese e una anonima in inglese. Lo sapete, se non li conoscete meglio di me. A questi titoli si aggiunge poi il ritratto biografico del 36 della biografia, all'interno della Biographie des hommes du jour. Se non sbaglio deve essere qua. Poi finalmente arriverà il lavoro di Giancarlo Conestabile nel 1851, poi la notizia di Fétis, eccetera. Importante poi il lavoro di Karl Gur sulla tecnica violinistica di Paganini. È curioso come in tutta Europa ci si occupi di Paganini, i musicologi si occupino di Paganini e nessuno italiano abbia scritto qualcosa. Per avere qualcosa di italiano dovremmo arrivare al 1835 con l'articolo, il lavoretto di Giancarlo Di Negro sul busto che si trova presso la villetta del Marchese Di Negro. Scusate, ho equivocato.
Ma a nostro merito il fatto che nel 1812 Gervasoni, nella sua nuova teoria di musica, gli dedichi qualche riga, mettendolo un musicista fra i virtuosi filarmonici italiani. E arriviamo finalmente alla biografia alla monografia dedicata a Paganini, edita nel 40, quindi per il centenario della morte, poi ripubblicata nel 42, 44, 47 e addirittura ho notato che venne tradotta in russo e in lettone negli 81 e negli 85. Forse anche c'è qualcos'altro, ma mi è sfuggito. Lei si era già occupata di Paganini nella nuova antologia nel medesimo anno e quindi da lì parte un nuovo corso. Presenta una bibliografia di ben 8 fitte pagine divise per generi e che ci dà l'idea di cosa abbia utilizzato, di quale fosse il suo materiale, anche perché non è un elenco messo così per far numero, per motivi accademici, proprio si vede che lo ha, ecco, che lo ha utilizzato perché li cita non pedissequamente, ma li ricorda, come dice quello, ci si accorge che ha visto tante cose, che le ha studiate, non solo, in alcuni casi ha anche collazionato delle fonti secondarie, per esempio il lavoro del medico Bennati tradotto in italiano. Lei nota che sì, no, non è esattamente, è abbastanza disinvolta questa traduzione, qui si accorge che non si è accontentata semplicemente di ciò che trovava, ma andava anche a confrontare, aveva anche uno spirito critico che poi sarà la caratteristica della tecnica dello studio. Lei in questo suo lavoro entra anche nelle beghe familiari dei personaggi, non viene risparmiato nulla, amanti, matrimoni, di personaggi che lo circondano, più o meno importanti, più o meno nobili, ci dà sempre un quadro sul territorio, sulla politica, sui pettegolezzi anche, non manca il gossip, anche informazioni sbagliate a volte, come le vicende con la Cavanna che invece non sono state dimostrate, pare che fosse una brava ragazza, tant'è vero che poi lui venne condannata. E non manca comunque di sottolineare i vari aspetti del personaggio, come poi anche la stampa dell'epoca ritraeva Paganini, ora un musicista, ora un eroe, ora un wanderer, ora un incantatore, ora una figura leggendaria, ora un ciarlatano anche. Abbiamo molte recensioni negative, come voi sapete. Ha però il merito, Tibaldi Chiesa, di aver per prima sfatato le notizie esageratamente amplificate o addirittura fantasiose, tipo la sua carcerazione lunga che non fu tale, proprio perché in alcuni casi è andata a compulsare documenti archivistici, e pensiamo anche in un'epoca nel 40 in cui non era poi così facile muoversi, acquisire, studiare, avere libertà. Pensate che la monografia su Schubert lei la scrisse per il 28, si celebrava il centenario della morte di Schubert, la preparò prima per poter ad avere il permesso di emigrare a Vienna e lì incontrare il padre che emigrato, fuoriuscito, che si trovava in Francia. Quindi predispose questo lavoro per avere il permesso di studio per poter espatriare che gli venne poi concesso da parte del regime fascista. E da lì fu la prima monografia musicale, poi dopo forse ci ha preso gusto e l'ha proseguito. Non va assolutamente trascurata però l'attività di traduttrice della studiosa, che si era rivolta sempre al genere fiabesco, ha tradotto però La Fontaine, Andersen, Pushkin, fiabe popolari russe o nordiche, i fratelli Grimm, Barry, Swift, Barry, scusate, Barnett, e questo ha pesato molto sul suo modo di scrivere, sul suo modo di contestualizzare, di raccontare, di accompagnare il lettore specialista e meno. Lei riesce sempre a contestualizzare, ma riesce a raccontare e ad attrarre l'attenzione ancora oggi. Quando lei presenta all'inizio della casa, accostiamoci alla vecchia casa assegnata col numero 38, al lato della buia porta d'ingresso. Tutti questi racconti ti portano come quando ti conducono all'interno della casa della principessa, della strega, nell'ambito di una favola, insomma. Ti racconta
le vessazioni del padre, esagerando probabilmente nei confronti del giovane Paganini quando non studiava, quindi non veniva mandato a lezione senza cena, subiva punizioni memorabili, la madre che si corrucciava e si angosciava vedendo il povero visino palliduccio del suo prediletto, le guancine emaciate che sembrano divorate dal febbrile ardore degli occhioni bui, infossati e cerchiati, e paventava per lui. Ecco, ovviamente romanzesco, romanzato. Tragica invece, terrificante la descrizione delle peculiarità psicofisiche che la Chiesa ci dà nel musicista, paragonabile a quella di Oscar Wilde, che fa dell'immagine rappresentata nel ritratto di Dorian Gray che via via si incancrenisce per diventare un mostro, prendendo la diagnosi formulata da Francesco Bennati, medico di Paganini. Quindi ecco, è lunga, ma magari qualche frase ve la ricorderete sicuramente. Sembra di vedere qualcosa che diventa un mostro, che so, un Transformer, qualcosa del genere. Veramente ho notato, per esempio, che invece non conosceva la testimonianza del violinista norvegese Ole Bull, che ebbe modo di incontrare Paganini nel 1931 e integrò, aggiunse informazioni sulla sua modo di suonare, sia tecnico ma anche come postura, insomma. Sì, ecco, la narrazione si fa per esempio anche un po' meno romanzata quando comincia a rifarsi all'epistolario con Germi, per esempio. Ecco, allora troviamo spesso ecco, qui vediamo, ho messo questo un po' in anticipo, ma le conoscete benissimo e sapete da dove vengono. Lei aveva conseguito la laurea, ma anche il diploma in pianoforte al Conservatorio di Milano, e aveva imparato, pare alla perfezione, francese, inglese, tedesco e russo. Ecco perché si dedica alle traduzioni, ecco perché va spesso all'estero per motivi anche politici e si trova molto bene nel lavoro. Importante sarà il lavoro di Codignola, che presenta le lettere per lei. Dimostra una grande conoscenza del repertorio tedesco, citando e facendo riferimenti a musiche di Strauss, Lickl, Gruber, Lanner, Serdi, Schwarz, eccetera, autori non proprio quotidiani, alcuni di questi. È la prima ad indagare le musiche di Paganini dal punto di vista analitico, cioè c'è un capitolo dedicato all'analisi delle sue opere, comincia dai capricci e prosegue via via per sezioni, per generi. Presenta la relazione di Pinelli, Torchi e Polo per l'acquisto da parte del comune da parte dello Stato della donazione della collezione, che poi è la collezione che venderà il figlio. Interessante questa relazione, perché dà giudizi mediamente negativi sulla musica, a parte alcuni concerti, però giudizi positivi sul valore storico di questo materiale. Ecco, poi ecco, per l'analisi delle fonti lo dichiara, si è avvalsa anche della collaborazione del musicista Marcello Abbado, del violinista, lo cita. Dà un'analisi spesso puntuale, mai noiosa, mai estremamente tecnica, su modulazioni particolari, su struttura, eccetera, eccetera. Quindi è in grado di essere utile al musicologo dell'epoca e di essere particolarmente aggredibile da parte del melomane, insomma. Ecco, la passione per il fiabesco, e concludo, è fantastico. La narrazione rivolta alla platea dei giovani, porta la studiosa, è abituata a scrivere per i giovani, per l'infanzia, e porta appunto a scrivere l'ultimo capitolo, Il segreto di Paganini, allettante questo titolo. Finalmente, dirà il lettore, sapremo perché, come ha fatto, come si suona, cosa c'era sotto, se c'era il diavolo, se era lui, se era uno sciancato e riuscire. Ecco, di un secolo che si cerca, quindi si va dalla verità sul funambolico e virtuosismo del violinista. Si torna ad evocare lo studio di Bennati e il trattato di Gur e le rispettive osservazioni sulle anomalie fisiche del personaggio, sul modo di suonare, sulla postura, e abbiamo alcune caricature che insistono su una postura sgraziata, secondo me, in cui uno non potrebbe neanche suonare,
vedete, cito queste due. Sì, altre sono caricature che prendono di mira altri aspetti fisici, però ce ne sono parecchi. Io ho preso queste quattro, ma ce ne sono altre. Allora, anche la caricatura ha il suo significato e la sua verità. Si arriva addirittura, in questo caso, a pensare alla compenetrazione fra le due entità, violino e strumento, la carne che diventa legno, il legno che diventa carne. Scriverà lei: Paganini, il centauro del violino, aveva adattato, plasmato, modificato le linee del proprio corpo, la forma delle proprie membra, secondo la sagoma del suo strumento e secondo la necessità delle posizioni dell'atto di suonarlo, di possederlo, di dominarlo. E mentre la sua carne si immedesimava col legno, entrava in esso, faceva corpo con esso, e a sua volta la materia arborea del violino, cui il calore umano di lui aveva impresso calore, in cui la vita di lui era penetrata come una nuova vita, s'era foggiata a poco secondo le esigenze del despota possente. Ecco, a sostegno di questa tesi vengono anche chiamo in causa anche queste caricature. Certo, è esagerata, ma è una narrazione fiabesca, è una narrazione fiabesca, ma magari ho preso le più banali perché le avevo sotto mano. Non sono un paganiniano, mi rendo conto di essere veramente nella fossa dei leoni, dove sono tutti paganiniani. Paganini aveva intenzione di pubblicare le sue musiche, ma anche intenzione di pubblicare un suo trattato su come si suonava la sua musica. Non l'ha fatto, forse perché la morte è arrivata prima. Secondo me non ha mai avuto l'intenzione di rivelare il suo segreto. Chi rivela? Qualche piccola informazione, qualche piccola dritta l'ha data dai suoi colleghi, sappiamo, ma più di tanto lui non l'avrebbe mai fatto. Grazie per la pazienza. Ecco, ringrazio Francesco per questa relazione che ha rivelato a tutti noi una quantità di cose su questa autrice così importante, sempre citata, di cui appunto no, magari facciamo tutto dopo. Sì. Ecco, prima di proseguire, visto che è venuta a salutarci l'assessore del comune, la dottoressa Francesca Corso, le lascio volentieri il microfono. Grazie, buongiorno a tutti, sarò molto breve, non voglio togliere tempo a questi interventi che vedo essere molto ricchi e quindi immagino sarà una giornata davvero molto importante e anche lunga come è giusto che sia. Io voglio soltanto soffermarmi su quanto sia importante ancora oggi parlare di una figura che per quanto se ne è parlato, scritto, sentito, sicuramente è una figura che ha ancora tanto da scoprire. Il fatto che oggi ci sia una giornata di studi così approfonditi effettivamente significa che ancora c'è tanto da conoscere su Niccolò Paganini, che è una figura che ha saputo fare di sé non soltanto per la nostra città un riferimento artistico e culturale che in qualche modo appunto ci rende orgogliosi di aver dato i natali appunto allo stesso Niccolò Paganini, ma il fatto che in qualche modo questa figura sia una figura che per noi è stata anche una figura che in qualche modo ancora oggi è una figura di richiamo, di marketing. Lo dico da assessore al marketing territoriale, lo scorso anno ho partecipato ad un festival nella città di Parma e quindi tutti coloro che hanno avuto in qualche modo a che fare con la figura di Niccolò Paganini oggi se la tengono ben stretta e cercano in qualche modo di tirarlo e avvocarlo a sé proprio per poterne parlare, poterne far parlare. Oggi appunto Niccolò Paganini, come sapete, dà il nome ad un premio importantissimo, abbiamo addirittura dei tour turistici dedicati a questa figura e credo che veramente sia molto importante che noi per primi, noi genovesi, non dimentichiamo che cosa rappresenti, abbia rappresentato, proprio perché quanto se ne è parlato nel tempo, alla sua epoca e quanto ancora se ne stia parlando. Quindi davvero è importante continuare a fare delle giornate di approfondimento come questo, è importante che Paganini venga conosciuto sempre di più per quello che ha rappresentato e tutt'oggi rappresenta e quindi grazie veramente al Centro Paganini per tutto lo studio, la ricerca che ancora si fa su questa figura e per come la si riesce a promuovere, promuovendo a suo tempo anche la nostra stessa città. Quindi grazie a voi tutti, io vi auguro una buona giornata di approfondimento e ci vediamo la prossima volta. Grazie. Allora, shiftiamo sulla...
Allora, adesso Roberto Iovino e Nicola Olivieri ci parleranno dei libri di Paganini. Devo presentarveli brevemente, ma Roberto Iovino, un'altra figura centrale degli studi paganiniani, oltre che è stato direttore del Conservatorio di Genova per diversi anni, critico musicale, scrive sulla Repubblica, anche lui ha una bibliografia che non finisce più. È stato componente del comitato artistico del Premio Paganini, ha pubblicato diversi libri, coautore, ricordo l'Epistolario di Mascagni, che è una delle sue cose più importanti, poi ha scritto tantissimi altri articoli su Paganini, su altri argomenti, è una figura centrale della cultura musicale genovese. Questo è un dato di fatto, quindi non dico nulla di nuovo. Nicola Olivieri, un po' più giovane, di lei leggo perché la conosco meno, ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma di secondo livello in flauto presso il Conservatorio Paganini di Genova, il diploma di secondo livello in didattica della musica al Conservatorio Vivaldi di Alessandria, è insegnante di ruolo presso un istituto secondario di secondo grado e indirizzo musicale. Dal 2013 collabora con il corso di educazione musicale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Genova, dove ha tenuto un laboratorio sugli strumenti musicali all'orchestra. E anche come si può dire, co-curatrice con Roberto Iovino, il sottoscritto e Maria Teresa Della Borra, del secondo volume dell'Epistolario Paganiniano, che a Dio piacendo dovrebbe essere di imminente pubblicazione, perché abbiamo licenziato le ultime bozze qualche giorno fa e quindi tra poco l'avremo. E quindi lascio a loro la parola per questa importante relazione sui libri di Paganini. Grazie Danilo. E speriamo che esca presto sto volume, perché proprio non ne possiamo più. Siamo più È l'espressione più giusta. Il nostro intervento prende spunto. Sì, grazie. Prende spunto da due manoscritti paganiniani di particolare rilevanza, in realtà ben conosciuti dagli studiosi, e intende sinteticamente affrontare il tema del management concertistico da Paganini ad oggi. Tanto è vero che il sottotitolo potrebbe essere Il management da Paganini a Vasco Rossi. I due manoscritti in questione sono la cosiddetta Agenda Rossa, custodita nella Library of Congress di Washington, e il Libro Mastro dei Conti, conservato presso la biblioteca del Conservatorio Paganini di Genova. Due testi, abbiamo già detto, analizzati in passato in varie occasioni. Per quanto riguarda l'Agenda Rossa, cito l'articolo di Zdenek Viborny pubblicato nel 1959 sulla Scala, e quello più recente di Peter Shepard-Skerd, inserito nel volume Paganini Rockstar a cura di Roberto Grisley e Raffaele Mellace. Per il libro mastro si può citare ancora Viborny, con un dettagliato saggio pubblicato sul primo numero dei quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani nell'ottobre 1972. Del resto, noi stessi abbiamo affrontato in parte il tema di oggi in un articolo pubblicato sul citato volume Paganini Rockstar. Quanto sopra per chiarire che, data anche la brevità del tempo a disposizione per le relazioni di oggi, ci limiteremo a poche indicazioni descrittive dei due manoscritti, dandoli quindi per conosciuti, per cercare di proporre invece alcune particolari riflessioni. E devo citare subito anche un altro testo che è sicuramente molto prezioso, ovvero lo studio redatto da Andreas Lange in occasione del convegno paganiniano organizzato dal Centro Paganini nel 2021, studio, cito il titolo in italiano, I prezzi dei biglietti d'ingresso nei concerti della tournée di Paganini 1828-1834. È un testo estremamente documentato e rigoroso che offre un quadro puntuale sulla politica dei prezzi applicati da Paganini in rapporto a quelli normalmente praticati con riferimento anche alle monete in uso e ai cambi del tempo. Nella tabella che vi proponiamo, ecco, abbiamo riportato alcuni dati recuperati appunto da Lange nei suoi studi, compreso, e questo mi sembra interessante, un rapporto Tallero-Euro
che Lange ha desunto da uno studio della Banca Centrale Austriaca in cui si riferisce il tallero al 1828. Ebbene, questi dati possono essere anche utili poi per un raffronto con quello che erano le entrate e le uscite dell'epoca e quelli che sono i parametri economici di oggi. Venendo ora ai nostri due manoscritti, nella loro diversità hanno accompagnato Paganini nella prima parte della sua tournée europea. L'Agenda Rossa si propone come una sorta di diario, di promemoria, di agendina per appunti sparsi, apparentemente in disordine. Il titolo in copertina è Versi, storie e sonetti e in una pagina successiva compare il nome di Germi, il celebre avvocato, consigliere e amico strettissimo di Paganini per tutta la vita. L'ipotesi avanzata dagli studiosi è che l'agendina sia stata donata da Germi a Paganini con alcuni testi poetici da lui già trascritti, come buona compagnia nel lungo viaggio che portò poi Paganini da Genova a Vienna e da lì alla tournée europea. Nell'agenda possiamo trovare alcune tematiche: sonetti e poesie, indirizzi e lettere commendatizie, elenchi e curiosità personali, percorsi e spese viaggi, lettere, ricevute bancarie e conti, concerti, omaggi e annotazioni e frasi curiose. Per quanto riguarda i testi poetici, alcuni sono anonimi, altri d'autore. Spiccano i nomi di Vincenzo Monti, Sulla morte di Giuda, Felice Romani, In morte di Padre Solari, di Francesco Petrarca, Levommi il mio pensier. Romani era legato d'amicizia a Germi, ma anche a Paganini e Rebizzo. Nell'epistolario paganiniano il suo nome si incontra 2 volte. In una lettera che Paganini gli indirizzò il 25 novembre 1836 da Alessandria e in una missiva di Germi a Romani il 21 dicembre 1838. Nel 1836, lo ricordiamo, Paganini tenne a Torino i 2 ultimi concerti pubblici della sua carriera e Romani, allora direttore della Gazzetta Ufficiale Piemontese, gli dedicò un'aurea canzone. Nel 1838, invece, Germi scrisse a Romani per chiedergli un aiuto nella lite intercorsa fra Paganini e Rebizzo a causa del fallimento del Casino di Parigi. Una brutta vicenda che incrinò i rapporti fra il violinista e il suo amico e per lungo tempo segretario. Il settore poetico, tuttavia, contiene altri 2 lavori degni di citazione, ovvero una traduzione da Thomas Moore e un sonetto, a dire il vero non eccelso, che dovrebbe portare la firma congiunta di Urbani e Paganini. Urbani era allora l'assistente del violinista. Il settore indirizzi e lettere commendatizie evidenzia invece la cura con cui Paganini si preparava alla conquista delle varie città. Si premuniva dei nomi di personalità da contattare, segnava indirizzi, scriveva minute di lettere di raccomandazione, si inventava eleganti dediche a nobildonne e spuntano i nomi di banchieri, di musicisti autorevoli, di mogli, di personalità influenti. Ad esempio, nella pagina relativa al soggiorno a Varsavia si ritrova in primo piano il nome di Chopin. Fra le lettere spicca la minuta indirizzata il 28 aprile 1831 al direttore Habeneck, con il quale Paganini aveva lavorato magnificamente a Parigi. E Paganini inoltre appunta ricette, inventari di vestiti, elenchi di biancherie da portarsi e frasi curiose come la seguente che campeggia in una pagina quasi del tutto bianca e che ci dice molto del carattere ironico dell'artista: hic est dies cacationis, non est dies visitationis. La sezione forse più interessante che lega l'agenda al libro mastro è quella relativa ai percorsi e spese di viaggi. Paganini annota con scrupolosità i trasferimenti da una città all'altra, segnando le tappe intermedie con i relativi costi e annotando qua e là alcune osservazioni monetarie utilissime per poter fare un po' di conti. Così, ad esempio, nella pagina dedicata al trasferimento da Dresda a Lipsia si legge la seguente osservazione sul tallero scritta da Rebizzo. Il tallero, che si divide in 24 grossi, se è moneta prussiana perde un grosso, nel cambio per pagar la posta quantunque ordinariamente si spenda come gli altri.
Se prendiamo il trasferimento da Dresda a Lipsia, troviamo il percorso dettagliato con partenza mercoledì 11 febbraio 1829 e attraverso 5 tappe, l'arrivo il giorno successivo a Lipsia. In una tabellina accanto, come appunto si vede dalla slide, accanto alle città toccate sono riportate le miglia percorse e il costo della carrozza a 4 cavalli. Venendo al libro mastro dei conti, si tratta di una rubrica utilizzata per tenere la contabilità dei propri concerti nella prima fase della grande tournée europea. Andiamo dunque dal 29 marzo 1828, data del primo concerto a Vienna, al 10 marzo 1831 a Calais. Nel primo foglio una nota di Achille Paganini, il figlio, certifica: lo scritto marcato con le iniziali NP sono di proprio pugno di Paganini, 1861, Achille Paganini. Gli altri sono stati scritti dai suoi segretari Lazzaro Rebizzo e Curiol. Curiol era Paul David e una terza mano potrebbe essere quella di Antonio Caccia. La rubrica elenca, lettera per lettera, le 39 città visitate nel periodo citato. In ogni sezione le città vengono riportate in ordine cronologico. Il materiale non è omogeneo, nel senso che in taluni casi il compilatore scende molto nel dettaglio, mentre in altri casi le informazioni sono decisamente minori. In linea generale le informazioni possono essere raggruppate secondo il seguente schema: data del concerto, suo numero progressivo, città eventuale ordine numerico dei concerti dati in quella città, numero dei biglietti d'ingresso venduti, valuta, abbiamo fiorini, fiorini polacchi, marchi, talleri prussiani, franchi francesi, introito complessivo nella valuta citata, guadagno netto di Paganini in tale valuta, guadagno netto di Paganini convertito in talleri prussiani, con l'eccezione dei concerti tenuti in area francese. L'interesse del libro mastro è dunque duplice. Da una parte l'analisi approfondita delle attività musicali di Paganini, con la possibilità di calcolare il suo guadagno e verificare il suo ingente giro d'affari, e dall'altra, in una visione più ampia, ragionare sul mestiere del concertista all'epoca di Paganini. I due manoscritti costituiscono una straordinaria testimonianza della capacità di Paganini di precorrere i tempi. Trasportati nel nostro tempo e trasformati secondo le tecnologie moderne, si configurano come due strumenti essenziali anche per l'attività organizzativa del nostro tempo. Scendiamo dunque nel dettaglio con alcune considerazioni e dobbiamo ringraziare per la collaborazione Paola Donati dell'Agenzia 2020, fondata e diretta per decenni dall'amico Vincenzo Spera, tragicamente e prematuramente scomparso un anno fa. Proprio con Spera alcuni anni fa avevamo affrontato in una tavola rotonda a Milano questo tema per noi particolarmente interessante. Dunque, nella organizzazione dei concerti pop e rock possiamo individuare in questi ultimi decenni due fasi successive. Una prima fase: fino a qualche decennio fa i cantanti pop e rock puntavano sulla vendita dei dischi e i tour servivano essenzialmente per promuovere i dischi stessi. Le agenzie che organizzavano i concerti pagavano un compenso pattuito e, tolte le spese, tenevano il rimanente. Ecco, può essere interessante osservare che anche nell'Ottocento accadeva qualcosa del genere. Naturalmente non c'erano i dischi, questo è ovvio, ma le case editrici stampavano le musiche e, ad esempio, Brahms dedicava parte dell'anno a concerti per promuovere le proprie musiche. Un altro autore che vale la pena citare in questo caso è Johann Strauss Senior, sul quale poi torneremo tra poco perché ci sono delle analogie tra Paganini e Strauss. Ebbene, quando Strauss Senior muore nel 1849, i figli vendono dall'editore Haslinger le sue musiche secondo una tabella molto precisa che va dai 30 fiorini di una marcia fino ai 250 fiorini di un valzer, passando attraverso polche, fantasie e quadriglie in un crescendo di importo monetario. Con la crisi del mercato discografico, i tour sono diventati la fonte di guadagno principale per gli artisti. A questo punto le loro pretese sono aumentate, un minimo garantito e una partecipazione agli utili secondo percentuali differenziate.
Questo ha aumentato naturalmente i rischi per le agenzie e i promoter, che per garantirsi un guadagno debbono spesso puntare sulla vendita di tutti i biglietti disponibili. Di qui anche la ricerca di spazi sempre più grandi. Un cantante ha la propria agenzia che può agire in due modi, gestendo direttamente il tour o appoggiandosi a promoter locali per i singoli concerti. Le spese possono essere ripartite in alcune macro aree: affitto del locale, progettazione degli spazi, promozione e vendita dei biglietti, personale di facchinaggio e sicurezza, logistica, vitto, alloggio, camerini, eccetera. Sono le stesse voci che troviamo in linea di massima nei conteggi di Paganini. Alcuni artisti oggi tendono a organizzarsi direttamente i tour con la propria equipe. Ad esempio Vasco Rossi, appunto nel mega concerto di Modena del 2017, che ha avuto oltre 220.000 spettatori, ha agito così. E spesso anche i rapporti che regolano gli accordi fra teatri e alcuni artisti seguono questa metodologia. Ad esempio, una star come David Garrett, quando si è esibito al Music Ballet Festival di Nervi, ha stipulato un contratto in questi termini. Il teatro ha messo quindi a disposizione la logistica e le strutture tecniche e, dedotte le spese, l'incasso è andato a Garrett senza un minimo garantito. Sembra dunque tornare appunto la metodologia paganiniana, perché Paganini lavorava esattamente in quest'ottica. I suoi rapporti con gli editori erano scarsi, sappiamo che si riprometteva di curare lui stesso l'edizione a stampa delle sue musiche al termine della grande tournée europea. Non poteva dunque contare su un reddito derivante dalla vendita delle sue musiche e la sua unica entrata era costituita proprio dai concerti. Tornando ai due manoscritti, possiamo dedurre molto dalla lettura delle pagine vergate dal musicista e dai suoi segretari. L'agenda è un promemoria nel quale, ad esempio, Paganini annota i nomi di persone, l'abbiamo detto, da contattare nelle varie città e scrive minute di lettere. Contatti che ancora oggi, metodologie tecnologiche diverse, si tengono per favorire la promozione e la realizzazione di un evento da una città all'altra. Insomma, l'agenda è un po' il tablet del nostro tempo. Il libro mastro ci mostra invece le diverse metodologie contrattuali. Prendiamo a titolo di esempio 3 città diverse. La prima che prendiamo in considerazione è Varsavia. Qui sono riportati gli incassi e i dati, diciamo, economici relativi ai primi 4 concerti tenuti nella città. E nella pagina di Varsavia, vado avanti e poi torno indietro, nella pagina di Varsavia Paganini annota con estrema scrupolosità la organizzazione del teatro, cioè la distribuzione dei posti nel teatro, partendo, numerando quindi quante sono le logge di primo livello, di secondo, di terzo, le gallerie, il parterre, eccetera, eccetera. Poi indica tutti i prezzi dei biglietti ripartiti nelle singole sezioni e da qui poi vengono fuori i calcoli che torno indietro a questa tabella che figurano. E come potete vedere prendiamo ad esempio in considerazione il primo concerto, quello del 23 maggio, sono stati venduti 1055 biglietti con un incasso di 10.953 fiorini. Le spese assommavano a 1.978 fiorini per un netto di 8.975 fiorini. La curiosità è che, direi un notevole guadagno, la curiosità è che abbiamo indicato il costo dell'orchestra perché il costo dell'orchestra è quello che incide maggiormente sulle spese che Paganini deve affrontare in queste città. Bene, nel caso di Varsavia, quindi come per le altre principali città di area tedesca, Paganini paga tutte le spese e trattiene il netto. Può anche capitare che l'accordo sia leggermente diverso. Ad esempio, quando Paganini si esibisce a Boulogne, la società filarmonica di quella città mette a disposizione gratuitamente la sala e l'orchestra in cambio di 73 ingressi gratuiti per i soci. Un caso diverso invece è quello di Parigi. Anche qui abbiamo annotato i primi 4 concerti del soggiorno parigino di Paganini.
E qui la situazione è diversa perché secondo il contratto fatto con l'Académie Royale, un terzo dell'incasso fino a 18.000 franchi vanno al direttore dell'Académie Royale Véron, e poi del rimanente ancora un quarto va a coprire le altre spese. Non è compresa però, infatti non figura in questo schema, l'orchestra che viene pagata annualmente dalla Académie. Se prendiamo il primo concerto, facendo un pochino di calcoli, sui 19.069 franchi di incasso, 6.000, quindi un terzo di 18.000 va a Véron, e sul rimanente 1.969 franchi si applica un quarto, e sono 267,25. Quindi le spese sono la somma lì indicata, e anche in questo caso devo dire che il disavanzo attivo per Paganini è ingente, perché assomma a ben 12.801,75 franchi. Possiamo mettere a confronto questo importo con due dati che si riferiscono a Hector Berlioz e che ci fornisce Henry Raynor nel suo libro Storia sociale della musica. Ebbene, nel 1829 Berlioz percepisce come compenso netto di un concerto 150 franchi. Nel 1840, per l'organizzazione dell'esecuzione della colossale Sinfonie Funèbre Triomphale per il 10° anniversario della Rivoluzione di luglio, ottiene 10.000 franchi come sovvenzione. Fra la composizione, le spese di allestimento, la coppiatura, la selezione e le prove dell'orchestra e del coro, alla fine il guadagno netto di Berlioz sarà di 2.800 franchi. Abbiamo già citato Johann Strauss Senior, il fondatore della dinastia Strauss, e Paganini presentano alcune analogie e si sono incrociati almeno 2 volte nella loro carriera. Quando nel 1828 Paganini si è esibito a Vienna, ad ascoltarlo fra il pubblico c'era Johann, che al genovese dedicò un valzer. Nel 1837 l'inaugurazione del Casino Paganini a Parigi fu rinviata, non solo per l'indisposizione del violinista, impossibilitato a partecipare al concerto d'apertura, ma anche proprio perché nella sera fissata arrivava a Parigi Johann Strauss con la sua orchestra. Occorre ricordare che Strauss, seguito poi dai figli Johann Junior, Joseph ed Edward, ha creato il primo grande impero commerciale in campo musicale. Nel 1830 aveva 200 orchestrali alle proprie dipendenze, divisi in gruppi per poter suonare la stessa sera in più locali viennesi. La tournée del 1837 fu straordinaria, con 86 concerti in territorio francese e 72 in Inghilterra. Strauss percepiva 200 sterline a notte, altissima, e un giornale viennese ha calcolato che l'artista nel periodo dell'incoronazione della regina Vittoria guadagnò 50.000 guilders, cifre considerevoli, ma va ricordato che Strauss si muoveva con un esercito di artisti al seguito, per cui il guadagno personale era decisamente inferiore. È possibile un parallelo fra Strauss e gli artisti pop di oggi, che hanno al loro seguito musicisti, tecnici, tir carichi di strumento e materiali scenografici. Prendiamo ancora altri esempi forniti sempre da Raynor. Il direttore dell'orchestra dell'Opera di Lipsia intorno al 1820 guadagnava 400 talleri annui, e gli strumentisti di fila 150 talleri più 8 groschen, un quarto di tallero per le prove e 16 per la generale. L'intera orchestra costava 6.000 talleri l'anno ed era impegnata per 110 recite operistiche più alcuni concerti. Volendo fare un raffronto con Paganini, dal libro Mastro si evince, ad esempio, che per il solo primo concerto tenuto il 4 marzo 1829 a Berlino, il nostro artista percepì un guadagno netto di circa 1.463 talleri. Spohr a Kassel, come Kapellmeister, guadagnava agli inizi degli anni 20 2.000 talleri annui. Weber a Dresda nel 1816 percepiva 1.500 talleri come Kapellmeister, il primo soprano guadagnava 5.000 talleri, il secondo soprano, il primo e secondo tenore 2.000 talleri.
Per Oberon, il Covent Garner gli offriva 500 sterline, oltre a 225 per dirigere 4 concerti, e un altro concerto era a suo beneficio. Le cifre erano più alte rispetto alla Germania, ma la vita a Londra era più cara che a Dresda e a Vienna. Volendo fornire ai colleghi musicisti informazioni dettagliate sull'organizzazione di concerti nelle varie città tedesche, Weber avviò la stesura di una Musikaliste Topograph, lasciata poi incompleta. Una guida pratica in cui dà indicazioni sulle autorità da contattare, capienza e costo delle sale, spese inevitabili, indicazioni sulle stagioni musicali, su orari e giorni di concerti più vantaggiosi, eccetera. Riferendoci ancora allo studio di Andreas Lang che abbiamo citato all'inizio, possiamo osservare che sistematicamente Paganini aumentava il costo dei biglietti, prassi del resto in uso anche oggi nelle stagioni concertistiche frequente il rialzo dei prezzi per concerti tenuti da artisti particolarmente celebrati e quindi attesi dal pubblico, ma era anche pronto, laddove necessario, a scendere nelle sue pretese, ottenendo comunque di conquistarsi la simpatia della platea. Nel suo saggio, Lange, riferendosi al periodo ormai conclusivo della sua tournée europea, scriveva: un ultimo tentativo di ottenere guadagni di rilievo lo fece al Festival musicale di Oxford in 4 giorni del giugno 1834, dove richiese un'entrata garantita di 1.000 sterline. L'organizzazione però rifiutò, la stampa britannica e anche quella belga ironizzò sulla richiesta di Paganini. Il passo è interessante perché avvicina ancora una volta Paganini a modalità organizzative attuali già citate appunto nelle pagine precedenti per i divi odierni. Prima di concludere vogliamo fare ancora 2 riflessioni. La prima riguarda la straordinarietà dell'avventura paganiniana. Paganini manager rientra nei meccanismi organizzativi del suo tempo. Berlioz, come abbiamo ricordato, si muove sullo stesso terreno e così pure altri colleghi del tempo. L'unicità del genovese sta nell'applicazione di tali meccanismi su scala europea e in anticipo sugli altri. Berlioz, ad esempio, ha effettuato una tournée in Germania, ma a partire dal 1842 e potendo contare sull'appoggio di Liszt e di altri colleghi influenti. La seconda e ultima riflessione parte dalla necessità odierna di incrementare sempre più gli incassi per far fronte all'aumento delle spese. Pensiamo a quanto costa oggi un megaconcerto solo per il trasporto dei materiali su tir. E quindi ricerca di spazi sempre più grandi. Di qui la scelta di grandi piazze, di stadi, di arene in grado di accogliere migliaia di fans. Sotto questo aspetto possiamo in conclusione notare una differenza con Paganini. Nel citato libro sulla storia sociale della musica, Reiner si domanda come mai Paganini si imbarcò in viaggi incredibili e massacranti per andare a esibirsi anche nelle più piccole città di provincia, nelle quali i teatri erano certamente poco capienti e del resto il pubblico non poteva essere oceanico. Perché non si è limitato alle grandi metropoli, aumentando il numero di esibizioni su palcoscenici più capienti e prestigiosi? È una domanda che ci siamo posti anche noi. L'affitto di un teatro di provincia era certamente meno caro, ma allo stesso tempo poteva contenere meno persone e il costo dei biglietti doveva essere inferiore. In più, nella gran parte delle città di provincia, Paganini evitò l'orchestra, il che significa niente prove e costi decisamente minori. Queste possono essere alcune motivazioni, ma permetteteci, in conclusione, di immaginarne un'altra più fantasiosa che attiene al carattere dell'uomo Paganini. Lo abbiamo descritto come un freddo calcolatore di entrate e uscite, una sorta di commercialista con il violino in mano e un occhio alla cassa. In una visione più romantica ci piace immaginarlo anche come una ricerca, un artista alla continua ricerca di un pubblico sempre nuovo, ideale, da conquistare alla propria musica anche al di fuori dei canali più battuti e scontati. Ed anche questa scelta ce lo mostra in controtendenza rispetto ai suoi contemporanei ed è una scelta che ha generato il mito di un artista viaggiatore. Un figlio, un segretario, un bagaglio contenuto e 3 oggetti per lui indispensabili: il cannone, l'agenda e il libro mastro. Grazie. Ringrazio Nicole Olivieri e Roberto Iovino per questa veramente molto interessante
relazione, avevo detto che ne avremmo sentite delle belle e adesso continuiamo, perché poi le domande come sempre alla fine, se qualcuno le vuole fare. Adesso passo alla terza relazione, che sarà tenuta da Stefano Stermanini, che invito a venire. L'editoria musicale oggi. Allora, adesso devo introdurre Stefano, anche lui, anche Stefano lo conosco relativamente, ma ho delle cose importanti da dire su di lui, che secondo me sono importantissime. Allora, leggo. Ha studiato a Genova, dove ha conseguito la laurea in lettere, e a Pavia, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze letterarie dal 2006 al 2009, e scusate se poco, ha insegnato letteratura italiana presso la sede italiana della Boston University e quindi a Padova. Ha una ricchissima bibliografia dedicata sia da solo sia con Flavio Menardi e anche Italo Vescovo forse, dedicata a Camillo Sivori, che è uno dei... Sono i tre grandi studiosi di Camillo Sivori, l'erede di Paganini. Ha scritto tantissimo su questo autore, a cui ha dedicato saggi biografici importanti. Hanno scoperto anche opere di Camillo Sivori e opere di Paganini nell'archivio Sivori, quindi il contributo, diciamo, alla causa paganiniana è notevole. La cosa che voglio sottolineare in particolare di Stefano Stermanini è che fa l'editore. Fare l'editore a Genova è un atto di enorme coraggio, perché insomma è un atto di enorme coraggio dappertutto, ma a Genova, che non è questo gran centro così culturale come altre grandi città italiane, è un atto particolarmente coraggioso. Quindi gli cedo con piacere la parola, ci parlerà di l'editoria musicale oggi. Invito lui, come anche gli altri autori, a stare nella mezz'oretta. Molto bene, a te Stefano. Grazie Danilo. Sì. No, non ho slide. Un saluto a tutti voi, grazie per questa presentazione, ti sono molto grato. Un caro saluto al presidente dell'Accademia Ligustica, l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, il professor Mario Pestarino, e a tutti voi. Sono felice di parlare di questo argomento che ci riporta, come dire, proprio anche un po' a temi odierni e alla situazione che stiamo vivendo nell'editoria. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di tracciare per aree quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, più o meno. Questo è ciò che mi propongo di fare con voi oggi. È accaduto qualche cosa circa un po' più, diciamo, di 20 anni fa. E questo qualche cosa è stato prodotto della somma della digitalizzazione dei prodotti editoriali, musicali, non solo musicali, ma oggi ci soffermiamo in particolare su quelli, e della rete. Il vero fenomeno dirompente è stato proprio questo: disporre di musica, di prodotti editoriali, diciamo così, su supporto digitale, ma di avere a disposizione la rete. Nel 1999 viene inventata una cosa che oggi forse non tutti ricordano per quello che è stato, ma che è stata veramente importante e dirompente. Si chiamava Napster. Napster era un sistema peer-to-peer. Il sistema peer-to-peer era per chi ne fruiva in quegli anni qualcosa di simile a un prestito di cui si poteva beneficiare, un po' come quando si andava a casa di un amico e l'amico ti prestava le Tigre di Montprechem di Salgari, tu te lo portavi a casa. Ecco, sembrava la stessa cosa, ma non era la stessa cosa, perché gli amici ti potevano prestare dei file musicali o non, ma adesso ci soffermiamo su quelli, ma potevano farti un prestito loro, potevano farti un prestito i loro amici, gli amici dei loro amici, in un'elevazione alla potenza. In più, prestare equivaleva a fare una copia. E quindi chi riceveva in prestito rimaneva in possesso del file prestato. Poiché ogni copia era identica all'originale, chi riceveva il prestito poteva a sua volta diventare prestatore. Non c'era bisogno di farsi restituire ciò che era stato prestato,
perché naturalmente ogni prestito era, essendo una copia, per sempre. Naturalmente era un fenomeno illegale contro il quale le case discografiche, contro il quale gli editori musicali e non solo musicali si sono scagliati, tant'è vero che Napster è stato poi chiuso. È stato chiuso, è stato trasformato, è diventata poi una piattaforma premium. Ma che cosa aveva introdotto il fenomeno del peer-to-peer? Aveva introdotto un'abitudine e anche, se vogliamo, una diminuzione dell'idea della colpevolezza di chi sottraesse delle risorse al sistema. Era diventato, vi dicevo, un po' come andare da un'amica a farsi prestare un libro di lettura e poi riportarglielo dopo una settimana, dopo 6 mesi o mai più, no? Perché talvolta succedeva anche questo quando si prestavano le cose. Io infatti non ho mai prestato dei libri molto volentieri, però ecco, era un po' la stessa cosa, se non che era un po' la stessa cosa dal punto di vista di chi esercitava questo tipo di abitudine, ma non era la stessa cosa dal punto di vista, diciamo, della tutela della proprietà intellettuale. Però oramai in quegli anni in cui il peer-to-peer fu introdotto e si usò, in quei pochi anni in cui, diciamo, si lasciarono aperte le stalle e i buoi fuggirono, si introdusse un'abitudine e anche l'idea che poi in fondo ottenere delle risorse coperte dalla proprietà intellettuale, che fossero file musicali, che fossero file di testo, che fossero altri prodotti dell'ingegno, non fosse poi così colpevole. Grave problema. Che cosa è accaduto subito dopo? Napster appunto viene chiuso, con la digitalizzazione diventa molto più facile inserirsi, entrare nel mercato editoriale dal punto di vista tecnologico, ma diventa molto più difficile farlo dal punto di vista promozionale e distributivo. Tant'è vero che negli anni 10 del 2000, quindi diciamo circa un po' più di 10 anni fa, sono accadute delle cose in un settore che a livello mondo comunque pesava, e il dato è del 2009, 3,7 miliardi di euro. Che cos'è accaduto? È accaduto innanzitutto, un po' come in tutti i settori a seguito della digitalizzazione, a seguito della internetizzazione, che i grandi player si sono uniti fra loro divenendo sempre più grandi, per cui il mondo dell'editoria musicale è finito in mano sostanzialmente di 4 major che hanno raggiunto il 75-80% del mercato. In Italia c'erano a quel tempo, vi faccio una fotografia di un po' più di 10 anni fa, circa 1 migliaio di piccole case editrici, le quali avevano da un lato un rischio enorme, perché si considerava, ancora una volta cito i dati del 2009, che più o meno un CD su 10 fosse realmente profittevole, e avevano meriti enormi, perché erano i soggetti che realmente facevano ricerca di nuovi talenti, facevano, diciamo, scouting dal punto di vista della premiazione dei nuovi talenti, dell'emersione dei nuovi talenti. Si rimpiccioliva il mercato della musica digitale, il mercato della musica fisica era già stato colpito nei primi 10 anni, vi parlo appunto degli anni circa tra il 2000 e il 2010, perdendo circa il 60%. Il mercato dello streaming nel frattempo era cresciuto moltissimo, anche se era soltanto all'alba, perché poi molto sarebbe accaduto nei 10 anni seguenti, ma vi do un dato: tra il 2008 e il 2009 fa segnare il più 13%, che è il primo segnale del fatto che quello è il segmento su cui investire. Peraltro comincia ad affermarsi YouTube nel 2009, cominciano a entrare, come dire, nel mercato nuovi player. Negli anni 20, quindi arriviamo a fotografare il mercato spostandoci verso gli ultimi circa 10 anni, c'è un'altra trasformazione importante. Un'altra trasformazione importante è quella che vede affacciarsi sul mercato musicale player come Spotify e, diciamo, e tutti i player che lavorano come Spotify, quindi per esempio Amazon Music, Apple e YouTube, cioè quelle piattaforme che invece mettono a disposizione degli utenti musica
senza farsi pagare un abbonamento. Sostanzialmente la divaricazione, la differenza, le due categorie sotto le quali possiamo censire i soggetti sono queste. Qual è la grande differenza che si registra? Che le necessità della difesa della proprietà intellettuale osservano e anche rimarcano. La grande differenza è che soggetti come YouTube invocano un diritto che era stato fissato agli esordi di Internet, il cosiddetto diritto del safe harbor, per cui piattaforme di questo tipo beneficiano di una legislazione attenuata. Siccome si considera che siano gli utenti molto spesso siccome sono piattaforme, diciamo, di content sharing a partire da i caricamenti che fanno gli utenti, si considera che gli utenti possano inserire, postare, uploadare, come si dice con brutta parola, no? Caricare su queste piattaforme dei contenuti protetti, e si considera una attenuata responsabilità della piattaforma. Questo meccanismo posto, come dire, a confronto fra piattaforme come Spotify, che fanno licenze regolari con i detentori dei diritti di proprietà intellettuale, e piattaforme invece come YouTube, che stavano crescendo dal 2009, 2010, 2011, stavano già mostrando trend di crescita importantissimi, la divaricazione era enorme. Pensate che, io ho trovato questo dato che mi ha molto sorpreso, che si considerava che il ricavo annuo per utente a vantaggio di editori e case discografiche italiane fosse per YouTube inferiore a $1, mentre nelle stesse condizioni Spotify distribuiva $20. Quindi una differenza tra 1 e 20 tra un soggetto che concordava un uso delle licenze regolari, Spotify, andando poi a ridistribuire gli utili su tutta la filiera, e un soggetto invece come YouTube che godeva di questo privilegio del cosiddetto porto sicuro, no? Ecco, quindi veramente una grande differenza, un'anomalia che in Italia veniva ancora più accentuata, perché in Italia soltanto il 31% delle persone, degli utenti, andava a sentire i brani attraverso streaming audio pagato, cioè diciamo Spotify e famiglia, e gli altri invece, circa il 69%, andavano a sentire i brani su YouTube. Quindi non generavano, si sottraevano un po' alla catena del valore. Quindi c'era una grossa dispersione in quegli anni. In Europa, peraltro, l'Italia, appunto, vi dicevo, era un po' un'anomalia, perché vi do un altro dato per dire, mentre in Italia il 31, vi dicevo, ascoltava i brani pagandoli, e il resto invece li ascoltava su YouTube con una compensazione pubblicitaria, più o meno, no? YouTube generava utili a favore della filiera a partire da un'esposizione di pubblicità. Ecco, per esempio in Gran Bretagna era meno del contrario, soltanto il 20% andava a sentirsi i brani su YouTube e l'80% invece su piattaforme di streaming che generavano ricchezza per la filiera. Ecco, questa è la grande differenza. Ripercorro gli anni più recenti. Ci sono un po' di numeri, mi scuso, magari dare tanti numeri parlando non è troppo facile, però credo che ci si possa soffermare su alcuni elementi eclatanti che poi diventano anche esposizione di un trend. Il 2018 è il primo anno in cui in Italia accade un fenomeno che poi sarebbe stato, diciamo, dirompente, in cui segnali si erano già avvertiti, e cioè per la prima volta nel 2018 il consumo di musica attraverso lo streaming diventa la prima fonte di ricavi. Metto dentro questa parola streaming sia lo streaming attraverso ottenuto da piattaforme paganti, cioè alle quali uno si abbona tipo Spotify, e invece lo streaming che avviene attraverso YouTube. Però diciamo è un segnale. Il digitale più la rete ha spaccato in qualche modo le regole di quello che era prima comune. E quindi il 51%. Il 2018 si caratterizza per questo. Il 2019 è un anno ancora pre-pandemico, no? Siamo appena prima della pandemia. Il mercato globale della musica nel 2019 cresce in tutto il mondo.
abbiamo 8,2, più 8,2 nel mondo, quindi è interessante, mostra un dato che mostra salute del comparto e genera oltre 20 miliardi di dollari. Quindi è sicuramente un comparto interessante e anche ricco. Che cosa però, che cosa si vede? Soprattutto che cosa si vede da noi? Calo del segmento fisico, brutalmente, e i dati italiani sono sostenuti, c'è un più 8% anche in Italia, quindi perfetto allineamento nel 2019 tra il dato italiano e il dato mondiale, ma in Italia abbiamo circa 20 milioni di euro immessi nel sistema grazie al bonus cultura che drogano un po', probabilmente, diciamo così, il mercato. 2020, anno della pandemia, cambiano molte cose, naturalmente lo sappiamo e lo ricordiamo tutti con anche amarezza, il segmento fisico viene penalizzato, viene sostanzialmente quasi diciamo vandalizzato dalla pandemia, nel senso che noi abbiamo meno 13%, quasi meno 14% per le lunghe chiusure, il CD prende un colpo brutale del meno 21%, il vinile tiene, e questo è un dato che è in controtendenza, che si verificherà e si rafforzerà negli anni seguenti, mentre lo streaming, anche lo streaming premium, cioè quello per cui si paga un abbonamento, fa un balzo in avanti spaventoso. Le persone sono per molti mesi a casa, lo ricordiamo tutti, e quindi era facile approvvigionarsi di contenuti attraverso la rete. Abbiamo in Italia più 29,77% solo quell'anno per lo streaming premium. Quindi la gente si abbona a questi servizi per avere musica in casa. Cresce anche naturalmente lo streaming gratuito sostenuto dalla pubblicità. Nel 21, dopo che come succede sempre nella borsa, no? Nel 21 noi abbiamo nel 20 abbiamo avuto un grande crollo, nel 21 abbiamo un rimbalzo, tant'è vero che è l'anno del rimbalzo, lo streaming, anche quello a pagamento, fa più 35%, persino il CD cresce, che da tanti anni prendeva delle grandi legnate, no? Fa più 10%, e il vinile fa più 79%, e diciamo crescono anche i diritti di sincronizzazione, quindi diciamo che il comparto nel 21 mostra una certa buona salute. Vediamo gli ultimi 2 anni, 22, i dati del 22 sono assolutamente disponibili, lo streaming digitale si conferma fortissimo. Pensiamo che lo streaming premium, quello per abbonamenti, rappresenta oramai il 66% dei ricavi dell'industria musicale. I vinili salgono, continuano a salire, più 11%. È una nicchia certamente per appassionati, però straordinariamente interessante questo dato che si conferma per il primo semestre del 23, poi non citerò altri dati perché so quanto sia noioso ricevere troppi numeri. Nel primo semestre del 23 i dati sono disponibili e il primo semestre del 23 fa segnare per il vinile di nuovo il più 14%, quindi si conferma l'importanza di questa nicchia. Che cosa naturalmente in questi ultimi anni il bonus cultura impatta positivamente sull'industria musicale italiana. Vediamo che cosa accade, quali sono, diciamo, alla fine di questa lunga sequenza di dati, di cui ancora mi scuso, ma poi li metteremo anche per iscritto nella relazione. Vediamo di entrare nel merito di alcune tendenze, cioè di individuare alcune linee. La prima tendenza è quella di un mondo in cui i grandi player, anche per quanto riguarda l'editoria musicale, fanno il mercato. Sono diventati in tutto e per tutto in grado di aprire e chiudere i rubinetti talvolta della presenza musicale. Il 2023 fa segnare un caso abbastanza, direi, emblematico di contrasto fra CI e il gruppo Meta, che è titolare di Facebook in particolare, ma anche di WhatsApp e di altre, di Instagram. E questo contrasto avviene perché ad un certo punto, non essendosi messi d'accordo SIAE e Meta aveva proposto delle condizioni prendere o lasciare, SIAE non le accetta. Dalla sera alla mattina, forse molti di noi lo ricordano, Meta decide di silenziare tutti i video che abbiano
una colonna sonora che faccia riferimento a SIAE, come dire, non avete accettato le condizioni che vi abbiamo proposto e allora noi silenziamo tutta la musica italiana. È stata un'avvertenza che è andata avanti per mesi, nella quale è intervenuto anche il ministro Sangiuliano, che poi si è risolta fino ad un certo punto, perché è stato fatto un accordo ad ottobre, che poi è stato prorogato fino al 31 gennaio 2024, ma insomma è un accordo transitorio che ancora non è del tutto, come dire, non presenta quelle condizioni di trasparenza che SIAE richiedeva Meta, cioè vogliamo sapere che cosa viene suonato e per quanto tempo e chi, insomma, vogliamo sapere, vogliamo avere una trasparenza dei dati. Il grande soggetto detentore della distribuzione, quindi tocchiamo un secondo punto importante, diventa anche un market maker, un soggetto che può dettare le condizioni del mercato in maniera del tutto leonina e dire questo è prendere o lasciare. Il secondo effetto, vi dicevo, ho detto la parola, ho detto distribuzione. Ecco, il secondo effetto, il secondo macro trend, la seconda tendenza che si è affermata in questo periodo è che l'efficienza distributiva vera o presunta di alcuni soggetti è divenuta il punto di forza, la capacità di questi soggetti di imporsi sul mercato e di dare al mercato delle svolte. Lo abbiamo visto con Amazon che ha pagato il prezzo sulla logistica rimettendoci all'inizio, ma ha distrutto tutta una serie di negozianti, di negozi, per cui oggi può fare quello che vuole. Qualche cosa di simile è accaduto anche nel mondo dell'editoria musicale e anche nel mondo dell'editoria tradizionale di cui più consuetamente mi occupo, secondo il principio per cui disintermediato è bello, che poi non è così, non è assolutamente vero, però ecco, è il tipo di principio che l'efficienza distributiva ha cercato di propalare e di difendere. Se riesco ad arrivare capillarmente ad un numero molto importante di soggetti fruitori, sono in grado di proporre sia ai soggetti produttori intermediari, gli editori, sia agli artisti formule di distribuzione allettanti o almeno apparentemente allettanti. Che cosa accade dietro questa maschera? Che cosa si nasconde talvolta dietro questa maschera? La volontà dei grandi player, ed è un'altra tendenza del mondo musicale contemporaneo, ma anche, lo ripeto ancora una volta, del mondo editoriale tout court, di saltare gli editori, cioè di dire agli artisti noi piattaforme di distribuzione siamo i soggetti in grado di offrirvi le migliori condizioni, anche le condizioni più vantaggiose dal punto di vista della dispersione lungo la filiera, quindi il maggiore contenuto di valore, soi-disant, che altri soggetti non vi garantiscono, e quindi la disintermediazione diventa molto suasiva rispetto ai creatori, rispetto agli artisti, che vengono invitati a riferirsi direttamente alle piattaforme distributive saltando il passaggio degli editori. Come fece Prince a suo tempo, produsse un disco e non lo pubblicò come casa discografica, quindi direttamente. C'è addirittura proprio una, ma c'è addirittura una sezione di Spotify che si chiama artist.spotify.com che è dedicata a questo, in cui Spotify si rivolge agli artisti, ai creatori, ai creativi, ai musicisti, agli artisti tout court e dice loro distribuisci attraverso noi ti faremo crescere, eccetera, che è un po' quello che fa Amazon in maniera addirittura quasi diffamatoria. Amazon sotto dietro le quinte dice i negozianti non vi danno le garanzie di qualità che vi diamo noi, in qualche modo Amazon questo lo dice tra le righe, oppure i negozianti sono più cari di noi vi garantiamo il miglior prezzo. Ecco, questo tipo di politiche sono politiche dirompenti, ma che si stanno affermando anche appunto nel campo musicale. Vi dico due cose ancora, avviandomi alla conclusione, alcune tendenze che mi sono state raccontate da Paolo Franchini, che ho avuto modo di intervistare, che mi ha raccontato appunto un po' come stiano andando le cose nel campo degli editori musicali.
Paolo Franchini è presidente della Federazione Editori Musicali, nata nel 2001, raccoglie e rappresenta una settantina di società editoriali musicali, italiane, internazionali, grandi, medie e piccole, è confederata alla Federazione Editori Musicali anche l'Associazione Editori Musicali che rappresenta circa 100 piccoli editori musicali. Tra gli elementi che sono emersi da questa importante, interessante conversazione che ho avuto con Paolo Franchini, ci sono i temi che si riferiscono alla nuova configurazione dell'editore. L'editore musicale deve essere sempre più capace di gestire il contenuto che ha in amministrazione attraverso una competenza tecnologica e una competenza distributiva multipiattaforma, perché fare l'editore musicale oggi significa molte cose, è uno scenario molto composito, quello del lavoro dell'editoria musicale. Uno dei grandi temi è certamente quello dell'intelligenza artificiale, su cui dirò qualche cosa tra pochissimo. E un altro importante tema è quello diciamo, della necessità, dell'opportunità, direi del fatto immancabile di investire sui giovani. E quindi Paolo Franchini dice che con la SIAE si sta studiando un bando per far sì che alcune risorse vengano dedicate a giovani compositori che possono, under 40, i quali verrebbero in qualche modo, diciamo, sostenuti nel loro sforzo di crescita artistica. Mi piace citare questa frase: gli editori si devono occupare degli autori sempre, mi ha detto, ma in particolare si devono occupare degli autori che non ci sono ancora. FEM sta anche lavorando a un sistema di tax credit. Questo è un altro orizzonte che sarebbe molto importante per gli editori musicali. Noi sappiamo che dal 2016 il cinema beneficia in forza di una legge del tax credit, vuol dire sconto d'imposta per la produzione dei film, dal 40 per alcune produzioni fino al 60 per altre produzioni, perché gli editori musicali di cui parliamo oggi, ma potremmo dire gli editori tout court, non hanno un simile beneficio di tax credit che invece il cinema italiano ha. Sarebbe interessante poter estendere questo beneficio anche all'industria musicale. Mi soffermo e chiudo sul tema della intelligenza artificiale, perché il tema dell'intelligenza artificiale è forse un'altra di quelle svolte che noi abbiamo davanti. Che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è, lo sappiamo oramai tutti perché ne abbiamo sentito parlare molte volte, è un sistema allenato su grandi quantità di dati che è in grado di generare un output creativo. Quindi noi abbiamo degli algoritmi che sono stati allenati su, nel caso di ChatGPT che si cita sempre, 174 miliardi di fonti, e ChatGPT 4 molto di più, non ricordo il dato, ma comunque diciamo spaventose quantità di dati, dentro questi dataset c'è di tutto. Quando vi dico fonti intendo l'enciclopedia Treccani o un quadro, sono ugualmente considerati come fonti. Vengono allenate su macchine che sono macchine costosissime. Microsoft, per allenare l'intelligenza artificiale, ha costruito dedicatamente il terzo computer più potente del mondo con un investimento di circa stimato 300 milioni. Quindi possiamo immaginare l'enorme polarizzazione che si sta generando nell'intelligenza artificiale. Quindi la possibilità di generare contenuti creativi è in mano a pochi, forse sì. Bisogna dunque regolamentare l'intelligenza artificiale. Su questo naturalmente si sta misurando anche l'Unione Europea, che sta lavorando per un primo quadro normativo che si riferisca all'intelligenza artificiale. Due sono essenzialmente i problemi. Il primo, capire da che cosa attinge l'intelligenza artificiale. Il sistema è opaco, ancora una volta. Se noi chiediamo all'intelligenza artificiale su che cosa sia stata allenata nel momento in cui genera, per esempio, un output musicale, perché questo accade, cioè l'intelligenza artificiale non solo scrive articoli, ma scrive anche musica.
Allora, noi possiamo chiedere all'intelligenza artificiale su che cosa si sia allenata per produrre musica nuova? Possiamo chiederlo, ma non ce lo dice, perché questi algoritmi sono opachi, cioè chi li ha costruiti in modo che non rivelino le fonti. Questo naturalmente è un grande problema. È un grande problema anche perché naturalmente l'allenamento, anche se l'output è sufficientemente nuovo per non incorrere in condanne di plagio, i sistemi dovranno riconoscere dei diritti d'autore per tutti quei testi su cui hanno allenato le proprie piattaforme? Si dovrà dare qualche cosa alla filiera della proprietà intellettuale? Certamente sì, quindi questo è un primo problema. Paolo Franchini mi dice che FEM sta lavorando su un modello simile a quello della tassa di possesso privato, cioè noi per fare una copia privata sui nostri cellulari o sulle nostre chiavette paghiamo una piccola tassa che va alla SIAE e che poi la ripartisce alla filiera. Si può immaginare qualche cosa del genere, soprattutto in condizioni di opacità, cioè in condizioni in cui non si sa che cosa ci sia dietro. Ma vi dico il secondo e ultimo problema, cioè quello che secondo me è più grave. Già il primo è abbastanza brutale, ma il secondo secondo me è peggiore. Cioè noi siamo di fronte a sistemi di intelligenza sistemi di intelligenza artificiale i quali hanno un output creativo che non si sa di chi sia. Ci sono due pronunce a questo riguardo che stanno facendo in qualche modo giurisprudenza, una negli Stati Uniti in riferimento ad un fumetto che aveva ottenuto nel 21 la copertura della proprietà intellettuale e che nel 23 ha avuto invece ha subito la revoca. Il Copyright Office statunitense ha revocato a Cristina Castanova la proprietà intellettuale del fumetto Zarya of the Dawn perché questo fumetto era stato prodotto con una piattaforma di produzione di contenuti di artificial intelligence, Midjourney. Quindi il Copyright Office ha detto questo non è copribile da diritto d'autore, non è tuo. Una cosa del genere è stata, una cosa simile si è fatta anche in Italia, perché la Corte di Cassazione lo scorso anno ha detto che l'output dell'intelligenza artificiale non è, a meno che non ci sia una forte componente autoriale da parte di chi immette i dati dell'intelligenza artificiale, non è di quella persona. Il problema sarà trovarla, riuscire a capire. Il problema è la concorrenza sleale e su questo chiudo, perché tutta quella musica di sottofondo che oggi riempie il nostro tempo libero sulla radio, nelle sincronizzazioni, nei social, eccetera, quando potrà essere accessibile a condizioni di costo zero, bassissimo costo, perché andare a pagarla ad un artista? E allora è molto importante che così come al principio della storia della fotografia, no, si stabilì che fosse il fotografo il proprietario della fotografia e non il soggetto fotografato o addirittura la casa produttrice della macchina fotografica, come qualcuni dissero, è molto importante trovare un proprietario anche per i contenuti generati dall'artificial intelligence, a rischio, se no, in caso in cui non lo si trovi, di una concorrenza sleale che sarebbe distruttiva per tutto il mondo editoriale, non solo dell'editoria musicale. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ringrazio Stefano Termanini per questa splendida relazione che mette a fuoco i problemi che tutti affronteremo, perché con l'intelligenza artificiale chiunque potrebbe dire scrivimi una colonna sonora alla Ennio Morricone, poi vai a capire se uno l'ha scritta perché se lo ricordava così o se l'ha scritta l'intelligenza artificiale. Cioè, sono problemi enormi che non so neanche da che parte si possa cominciare a risolverli. Volevo aggiungere solo una piccola nota in margine. Nell'ambito dell'editoria musicale, la musica di cui ci occupiamo noi occupa il 2%, perché abbiamo fatto delle cifre, ma la musica cosiddetta classica è il 2% del volume d'affari. Fine, grazie mille. Grazie. Stefano, attendo la versione scritta e adesso arriviamo al finale di mattinata con il...
Sì. Allora, dice Roberto Iovino, qualche domanda si può fare, diciamo, fino all'una meno un quarto. Quindi adesso chiamo Italo Vescovo che ci racconta di un'avventura di revisione editoriale, di restaurazione, di restituzione paganiniana, a mio avviso molto importante. E non vi anticipo nei dettagli perché se no parlo io, invece deve parlare lui. È un lavoro che ha fatto Italo, che insomma la sua autorità in ambito paganiniano è notissima, ha curato innumerevoli edizioni critiche di cose paganiniane e in questo caso ha fatto un lavoro molto 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 importante, non da solo perché c'è anche di mezzo un violinista che vedo lì che parla, che si chiama Luca Fanfoni, che ha poi eseguito e inciso quello che diciamo Italo è riuscito a produrre. Passo la parola a Italo, non ti ho presentato, è una figura anche lui importantissima negli studi paganiniani e molto ben conosciuto, uno studioso paganiniano tra i più importanti oggi in attività. Ecco, sono in realtà un compositore prestato agli studi paganiniani, per la precisione, insomma. Giusto. Questa avventura, sì, non è nata da me, nel senso che sono stato indotto ad avventurarmi in questo territorio così molto particolare, che è quello della ricostruzione di un testo mutilo di fatto. E l'idea di completare la sonata preghiera non mi sarebbe mai venuta in mente se non ci fosse stato un invito a farlo da parte del violinista Luca Fanfoni, che ringrazio per la fiducia e so che è presente in sala. Dopo non poche esitazioni, vista l'importanza della pagina, ho chiesto, prima di decidere, di poter visionare i materiali relativi alla sonata. A stretto giro mi sono state inviate le parti d'orchestra originali, unitamente al manoscritto di Romeo Franzoni e ad una stesura in bozza della partitura della sonata, mancante della parte di violino principale, realizzata da Massimiliano Fanfoni, che ringrazio. Mi sono poi procurato, non senza qualche difficoltà, la prima edizione del brano e una volta avute tutte le fonti ho cominciato a studiarle e a cercare un criterio da adottare per il completamento dell'opera. Alla fine ho accettato e mi sono messo al lavoro avendo ben chiare le difficoltà che avrei incontrato, ma conscio anche di dare a tutti una visione d'insieme della sonata a preghiera, aggiungendovi le parti mancanti. La sonata a preghiera, composta nel periodo 1819-1827, come si legge nell'aggiornamento, curato da Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento, è una delle composizioni paganiniane più note e tra le preferite dello stesso autore, che la eseguì in molte occasioni ed inserì nell'elenco dei pezzi di musica da stamparsi. Il brano è purtroppo giunto mutilo della parte del violino principale, mentre le parti orchestrali originali, alcune autografe, ci sono fortunatamente pervenute e sono conservate presso la Biblioteca Casanatense di Roma. Le fonti consultate sono state sostanzialmente tre: l'edizione Schubert, le parti d'orchestra di Paganini, la riduzione per violino e pianoforte realizzata da Romeo Franzoni, ma soltanto le prime due sono state quelle che realmente sono servite per il completamento del brano. La sonata a preghiera è nota attraverso l'edizione Schubert del 1855. Si tratta di una trascrizione per violino e pianoforte, o violino e quartetto d'archi, dell'aria Dal tuo stellato soglio, dal terzo atto del Mosè di Rossini, seguita da un tema con 3 variazioni. La realizzazione è di Eduard Mollenhauer, un violinista tedesco di cui poco si conosce, ma che risulta essere stato allievo di Louis Spohr, grande violinista che ha conosciuto Paganini, forse il tramite tra lo stesso Mollenhauer e la sonata a preghiera. L'importanza di questa fonte è data dal fatto che è a tutt'oggi l'unica a documentare la parte di violino principale per quanto riguarda la preghiera e il tema con le variazioni.
È una fonte tarda rispetto alla data di composizione del brano, forse una libera elaborazione basata su una ricostruzione a memoria, come si legge nell'aggiornamento, ma è l'unico testimone che ci ha trasmesso la parte solistica, diventando il modello per tutte le altre edizioni successive. Fondamentali per la ricostruzione sono state le 39 parti d'orchestra utilizzate da Paganini, di cui 4 autografe, che hanno permesso di comprendere sia l'organico che l'architettura della sonata, fornendo al tempo stesso il tracciato per la parte di violino principale. Su alcune di esse si leggono date e luoghi di esecuzione del brano, in qualche caso anche i nomi degli esecutori. La terza fonte consultata è la riduzione realizzata dal violinista Romeo Franzoni. Si tratta di un manoscritto non datato che non sembra prevedere l'iperaccordatura della quarta corda del violino, dato che la parte è scritta in note reali. Questo testimone è in moltissime parti lacunoso e per i numerosi e seri problemi testuali che registra non è stato utile per il completamento. Il criterio che ho adottato per la ricostruzione della sonata a preghiera è di tipo conservativo, volto a mantenere la notazione del violino principale dell'edizione Schubert, l'unica fonte che ne documenta la parte, laddove questa è risultata compatibile con le parti orchestrali. Quando ciò non è stato possibile, ho proceduto con necessari adattamenti, ma senza stravolgerne le caratteristiche musicali. La sonata a preghiera ci è stata tramandata in una versione a in due parti, preghiera e tema con 3 variazioni. Le parti d'orchestra ci informano che prima della preghiera ci sono 2 movimenti, una introduzione e un articolato recitativo comprendente un moderato e un allegro. La sonata va quindi intesa in 3 parti: introduzione, recitativo moderato allegro e preghiera, e tema variato, seguendo l'impianto formale dell'opera italiana dell'Ottocento, un modello che Paganini conosceva bene e che forse ha voluto in qualche modo ricreare. Il brano, diversamente dall'edizione e dalla riduzione di Franzoni, è impostato nella tonalità di Fa minore maggiore, con l'iperaccordatura della quarta corda, da Sol a Do, caso unico della produzione paganiniana. Per la ricostruzione mi sono servito delle 2 fonti principali: le parti d'orchestra, particolarmente nitide e precise, e l'edizione Schubert. La riduzione realizzata da Franzoni, più volte citata come documento nella presente relazione, non è risultata di alcuna utilità per i numerosi problemi testuali che registra. Il completamento ha riguardato i 2 movimenti iniziali, introduzione e recitativo col moderato e l'allegro, mancanti nell'edizione ma presenti in Franzoni seppur in modo lacunoso, e la seconda variazione, che nell'edizione e nella versione Franzoni reca un rondò preso dall'opera Castor e Polluce di Faulkner, mentre le parti, al posto del rondò, recano un drammatico minore. La preghiera, il tema, la prima e terza variazione derivano, con alcuni necessari adattamenti, dall'edizione Schubert. Vediamo per ciascun movimento il lavoro di ricostruzione effettuato. Introduzione. Questo breve movimento di sole 16 misure riguarda la sola orchestra ed è documentato, oltre che dalle parti orchestrali, dalla riduzione di Romeo Franzoni, che è sostanzialmente fedele con le parti, tranne per alcune indicazioni dinamiche aggiunte. Nel lavoro di ricostruzione questo movimento, vista la chiarezza delle parti, è stato quello decisamente meno problematico. Con il recitativo, che comprende dopo le 4 battute iniziali un moderato di 16 misure seguito da un allegro di 17, quasi a formare una scena d'opera, si entra nel vivo della ricostruzione della sonata a preghiera. Anche in questo caso, a documentarne l'esistenza, oltre alle parti orchestrali, c'è la riduzione di Romeo Franzoni. La sua trascrizione però sembra dettata dal proprio gusto personale, dato che non segue l'andamento generale delle parti.
l'inizio del movimento in 5 misure anziché in 4, con gli accordi degli archi posti a cavallo di battuta anziché all'interno delle misure. Possiamo vedere come si fa qui? No, scusa, devo tornare indietro. Ecco qua. L'esempio che sta sopra è la trascrizione che ha fatto Romeo Franzoni. Vedete, ci sono 5 misure anziché 4 e la parte del pianoforte non è altro che la riduzione delle parti orchestrali e, come si può vedere, ci sono più interventi nella parte pianistica di Franzoni rispetto alle parti che ci dicono invece che gli interventi degli archi sono nella seconda e terza battuta all'interno delle misure e non a cavallo di battuta. Anche il seguito non corrisponde. La riduzione pianistica del moderato, indicazione peraltro mancante, reca un'altra musica rispetto alle parti d'orchestra. Vediamo un po'. Ecco, la parte superiore, ecco, mostra un accompagnamento fatta di tremoli con, in successione con una dinamica in forte. In realtà le parti orchestrali ci dicono che l'orchestra, in questo caso, procede per accordi ribattuti con un tessuto musicale più leggero. L'allegro conclusivo, allegro molto nelle parti, ha il rigo del violino praticamente vuoto. Sto parlando chiaramente della riduzione di Franzoni. È presente solo la parte del pianoforte che sostanzialmente corrisponde con le parti. Il rigo del violino è praticamente vuoto. Ci sono solo 4 note prima della conclusione. Ecco, anche in questo caso la parte superiore è la riduzione di Franzoni col rigo vuoto. E notate invece la parte, come dire, di accompagnamento che nella seconda battuta, nella riduzione di Franzoni, ha degli accordi ribattuti e invece le parti non hanno questo disegno. Per le 4 misure iniziali di questo movimento mi sono servito di alcuni elementi presi da un altro lavoro paganiniano, il recitativo dei palpiti. Si tratta di 3 brevi frasi melodiche che bene si adattano alla situazione. Torniamo indietro. Ecco, il sistema inferiore, nella parte di violino, ecco, quella parte l'ho ricavata dal recitativo dei palpiti, che con piccolissimi adattamenti si adattava perfettamente a questa situazione. Per le altre 2 sezioni, il moderato e l'allegro, ho seguito il suggerimento delle parti orchestrali dall'andamento ritmico e armonico semplice e funzionale. Per il moderato ho realizzato una sorta di arioso articolato in 2 parti, la prima con andamento orchestrale più marcato ritmicamente, la seconda invece è più melodica con il legato dei violini e note lunghe delle viole e dei bassi. Per l'allegro ho utilizzato una notazione basata sul dialogo tra il solista e l'orchestra, sfruttando le pause e il disegno dei violini primi che suggeriscono il gioco imitativo delle parti. Possiamo tornare? Ecco, immaginate il rigo del violino vuoto. Io ho preso il suggerimento dalle parti, quella scala discendente sono i violini primi dell'orchestra, ho utilizzato, diciamo, la stessa figurazione in maniera da poter dialogare e creare così un gioco imitativo tra le parti d'orchestra e la parte ricreata del violino principale. Veniamo ora alla preghiera, il movimento più noto. A documentare la preghiera, oltre alle parti d'orchestra e all'edizione Schubert, ci sono Karl Gur e Romeo Franzoni. Quest'ultima fonte appare più come una bozza e a tratti lacunosa e reca diverse sviste ed errori di trascrizione. La trascrizione di Gur, pur essendo una testimonianza molto interessante, non è stata però presa in considerazione per la sua incompiutezza, come si dirà più avanti.
Per il completamento della preghiera mi sono servito delle due fonti principali, le parti d'orchestra e l'edizione Schubert, la cui parte di violino è stata accolta nella nuova versione pressoché integralmente. Non mancano alcune discrepanze tra le due fonti, alcune di poco conto, altre invece più importanti, come ad esempio quella relativa alla cadenza, che nell'edizione si trova alla fine della preghiera, ma che è assente nelle parti orchestrali. Un'altra differenza riguarda il tema principale, che nell'edizione è in levare di semiminima e presenta il doppio punto di valore, mentre la parte di flauto, che ripropone il tema, è in levare di croma e reca il punto semplice. Anche in questo caso si ottiene una linea melodica più distesa e meno marcata ritmicamente. Il punto semplice lo troviamo anche nella trascrizione della preghiera realizzata da Karl Gur e pubblicata nel suo trattato a proposito dell'uso della quarta corda in Paganini. Si tratta di una trascrizione parziale della sola parte di violino, priva del maggiore, impostata nella tonalità delle parti fa minore. Quest'ultima fonte, malgrado sia mutila, è particolarmente interessante perché è del 1829, quindi molto più vicina alla data di composizione della sonata rispetto all'edizione Schubert, che è del 1855. Vediamo adesso l'immagine successiva. Ecco, questa è l'immagine del tema principale. Il rigo superiore ci dice, ci mostra il tema pubblicato appunto da Schubert. Karl Gur ripropone lo stesso tema con nella seconda battuta il punto di valore semplice, non doppio, e la cosa più importante invece è quella del flauto prima, perché ci dice che l'entrata in levare ha un valore più breve. Il valore più breve lo troviamo anche nella versione autentica, quella di Rossini, che la cui notazione è in 2/4 e presenta il levare molto breve. Quindi la lezione, diciamo, del flauto è probabilmente quella più vicina a quello che doveva essere, quella del violino principale. Ecco, passiamo adesso al tema variato, l'ultimo movimento di questa composizione. L'ultimo movimento è costituito da tema variato, così si legge nelle parti, e non tema con variazioni, perché tema variato significa che il tema è il tema della preghiera già variato. Quindi non è improprio come titolo. Si tratta di un'elaborazione del tema della preghiera. Le prime 4 note di quest'ultima, infatti, corrispondono, trasformate ritmicamente nella tonalità maggiore, con quelle del tema variato. Eccole qua. Sopra abbiamo il tema della preghiera e il tema variato nella sua forma diminuita, quindi a valori più brevi, a valori ridotti. Oltre alle parti d'orchestra, questo movimento della sonata è documentato dalle edizioni Schubert e Franzoni, anche se quest'ultimo reca solo il tema molto parzialmente, le variazioni che sono sostanzialmente mutili della parte di violino. 2 fonti, queste ultime, che non solo divergono rispetto alle parti, ad esempio la seconda e terza variazione sono in 2/4 rispetto al 4/4 delle parti, ma recano alcune rilevanti discrepanze anche tra di loro. Quella più evidente è rappresentata da un interludio pianistico assente nell'edizione che Franzoni colloca tra il tema e la prima variazione e tra quest'ultima e il rondò, probabilmente dello stesso Franzoni. Eccolo qua, questo è un interludio che Franzoni ha inserito, materiale che non ha, musicale che non ha attinenza con il tema rossiniano, insomma. L'immagine che segue è relativa alla struttura del tema variato. In alto abbiamo l'edizione Schubert che ci dice che dopo il tema c'è una prima variazione, una seconda variazione che è il rondò di Vögler e una terza variazione.
In realtà questa terza variazione non è una variazione del tema, ma è una variazione del rondò di Vogler. Quindi sono due parti del tema variato che non c'entrano niente col tema originale. Franzoni ricalca in qualche modo Schubert, ma inserisce tra il tema e la prima variazione un interludio, e lo stesso interludio tra la prima variazione e il rondò, e poi aggiunge dopo il rondò una seconda, quella che lui si chiama seconda variazione, ma in realtà anche in questo caso è una variazione del rondò. Tra l'altro le parti, anche quelle autografe, non recano l'indicazione prima, seconda, terza variazione, ma solo tema variato, minore e finale. Solo in alcune di esse si legge l'indicazione variazione prima. Il tema nell'edizione Schubert in Franzoni corrisponde sostanzialmente con le parti d'orchestra, nello specifico con la parte di violino primo, che è identica, ma con la variante della pausa di semicroma al posto del punto di valore. Ecco, sopra abbiamo l'edizione Schubert, e sotto la parte ricavata, insomma, dalle parti, la parte del flauto, che diventa poi modello, anche la parte di violino primo in realtà. Vedete, al posto del punto, la notazione è sostanzialmente identica, solo che al posto del punto di valore abbiamo una pausa di semicroma. Altre piccole ma significative differenze testuali si registrano tra le fonti. Rispetto all'edizione, ad esempio, la parte di violino primo, modello per il violino principale, all'inizio della seconda frase reca un intervallo di seconda e non di terza. Alla fine della stessa frase, citando Franzoni, c'è una conclusione di 2 note minima e croma rispetto alla versione pubblicata. Ecco, sono cose che magari possono sembrare di poco conto, ma in realtà hanno il loro peso. E in alto abbiamo l'edizione Schubert, le prime 2 note hanno un intervallo di terza, mentre le fonti ci dicono che le cose non stanno così. Ma anche lo stesso Franzoni ripropone stranamente, insomma, in questo caso, la versione delle fonti paganiniane, cioè con un intervallo di seconda. L'altra cosa interessante è la chiusura di questa frase, che nell'edizione Schubert è fatta di 3 note discendenti cromaticamente, mentre secondo me è molto più convincente quella di Franzoni, che reca la minima seguita dalla croma. Per quanto riguarda le 3 variazioni, si può dire in sintesi che l'edizione Schubert e Franzoni corrispondono, anche se in quest'ultimo la parte di violino è praticamente inutile. Reca solo infatti l'incipit di ciascuna variazione che collima con l'edizione, lasciando forse intendere che il proseguimento del discorso musicale corrisponde col testo pubblicato. La parte pianistica invece registra delle differenze sia tra le 2 riduzioni che tra queste e le parti d'orchestra. Ecco, in alto abbiamo l'accompagnamento dell'edizione Schubert, fatto ad accordi ribattuti. Nel rigo centrale abbiamo l'accompagnamento pianistico fatto da Franzoni, con questo accompagnamento a mani alterne, ecco, e invece le parti orchestrali ci dicono che l'accompagnamento è molto più leggero e marca il primo e terzo tempo delle misure. Per il completamento del tema variato mi sono servito per la parte di violino dell'edizione Schubert, limitatamente al tema prima e terza variazione, ma solo dove corrisponde con le parti d'orchestra e con alcuni adattamenti dovuti alle diverse armonie, e nel caso della terza variazione anche del tempo 4/4 rispetto al 2/4 dell'edizione. La seconda variazione ha costituito, assieme al recitativo col moderato e l'allegro, la parte più impegnativa nel processo di ricostruzione. È stata una vera sorpresa scoprire un intenso minore con forti contrasti dinamici al posto dell'allegro rondò di Vogler, peraltro già usato da Paganini come finale della sonata militare sulla quarta corda. Il contrasto con la prima e terza variazione è molto forte e funzionale a creare un momento di varietà anche dal punto di vista tonale,
all'interno di un movimento che rischiava di essere in qualche modo ripetitivo, viste le caratteristiche del tema e della prima e terza variazione, tutti in semicrome. Nella seconda variazione il discorso musicale si fa più interessante, più teso e drammatico col tremolo degli archi, per trovare poi sfogo nella variazione conclusiva. Della terza variazione, come per il tema e la prima variazione, ho cercato di conservare il più possibile la notazione del violino principale dell'edizione, tenendo conto però del cambio di tempo 4/4 e di alcune differenti armonie delle parti che hanno comunque garantito il legame col tema. Questo in sintesi è il resoconto del lavoro da me svolto per ricomporre la sonata preghiera di Paganini. Un lavoro non facile, sicuramente discutibile, ma che rappresenta comunque un contributo che permette di avere una visione completa di ciò che doveva essere questa composizione in origine.